Se ci fosse scritto semplicemente Berlusconi assassino, nessuna. Siccome c'è la politica, qui si vuole affermare il concetto che la Presidenza della Repubblica non può essere siamo nel governo del lavoro. Dai, Lasci vostra! Provocatori! Provocatori! Fascisti! 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 Attenzione, è fortissima! No, piano che mani! L'avete fatto apposta, l'avete fatto! L'avete fatto apposta! L'avete fatto apposta! Volano le prime bottigliette, la polizia deve essere scortata fuori. Scusi, ci può dire che è successo? E che è successo? Per strappare uno striscione con scritto imperialisti assassini! 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 Ma che cazzo devo essere comandati? Poco fa abbiamo visto che ci sono stati dei tafferugli in piazza, ci può spiegare perché? Dunque nulla di realmente grave era accaduto, semplicemente alcuni manifestanti avevano esposto uno striscione che recitava Napolitano e Berlusconi imperialisti assassini. Evidentemente questa cosa ha dato fastidio e con la scusa del vilipendio al capo di Stato hanno cercato, energumeni della Digos in Borghese hanno cercato di strappare più volte lo striscione dalle mani dei manifestanti, entrando nel presidio in maniera del tutto assolutamente irregolare, approfittandosi del fatto che pochi, diciamo non tantissimi manifestanti erano presenti vicino allo striscione in quel momento. Noi abbiamo reagito assolutamente in maniera non violenta, eppure la polizia, la Digos ha continuato a spintonarci, a picchiarci, a strattonarci con violenza, cercando di far ricadere la colpa dell'innalzamento della tensione su di noi, una strategia politica assolutamente che conosciamo bene purtroppo negli ultimi anni, che speriamo che quest'anno non continui con episodi di questo genere, perché non ci faremo intimidire e reagiremo sempre assolutamente in maniera forte e decisa a queste cose.